Dottor Avruscio, come presidente dell'Associazione Primari Ospedalieri di Padova, la prima domanda è ovvia: come sono messi i nostri ospedali? I nostri ospedali, per fortuna, grazie alla riorganizzazione che è stata fatta anche in brevissimo tempo, sono stati pronti e sono pronti in questa emergenza, con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, compresi anche i presidi che mancano, che sono mancati, però questo è un problema anche nazionale, non solo locale. Però grazie alla predisposizione e all'organizzazione che abbiamo avuto sono stati aumentati anche il numero dei posti letto delle rianimazioni, terapie intensive e subintensive, e quindi anche nel caso di un aumento di questa diffusione del contagio si spera di contenere. Quindi al momento anche le terapie intensive ci sono, però tutti continuano a dire che il picco deve ancora arrivare. Eh sì, questo è un grande problema, però voglio anche dire che se andiamo a considerare la percentuale di letalità sarebbe il rapporto tra il numero delle persone contagiate, risultate positive confermate, e il numero dei decessi. Ecco, in Veneto siamo intorno al 2,8% contro una media del 7,5% nazionale, purtroppo del 9% in Lombardia ed Emilia Romagna, quindi vuol dire che qui insomma stiamo contenendo bene anche rispetto alla diffusione globale, perché insomma questa percentuale di letalità è la più bassa anche rispetto alla Cina e a tutto il mondo. Per concludere, d'accordo che prima ancora che alle terapie bisogna pensare a rispettare l'ordine di starsene a casa? Guardi direttore, questa è una guerra. È una guerra in cui tutti quanti siamo soldati, chi è in trincea e chi è dietro le linee, però siamo tutti quanti coinvolti. E questo nemico, questo virus insidioso, invisibile, utilizza un'arma che siamo tutti quanti noi, per cui ognuno di noi può essere amico o nemico. Se vogliamo essere amici e vincere questa guerra, ognuno di noi deve fare la propria parte, chi in ospedale, chi in trincea e chi dietro le linee, anche standosene a casa, cercando di evitare il più possibile il contagio, frequentare altre persone, che non trovino scuse per uscire, perché è il modo migliore poi dopo per essere dalla parte opposta, per essere i nemici, e quindi tutto il lavoro che stiamo facendo poi dopo potrebbe essere inefficace.